È un incontro prevalentemente dedicato agli addetti ai lavori, evidentemente, però sono addetti ai lavori il cui lavoro ha un impatto sulla vita dei cittadini fondamentale. Stiamo parlando di gestione integrata del ciclo dell'acqua e di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Rappresentiamo una realtà decisamente importante, con servizi Veneto Friuli Venezia Giulia a 45 aziende e gruppi associati che fatturano più di 6 miliardi di fatturato e impiegano quasi 20.000 dipendenti. Quindi siamo una realtà che anche dal punto di vista industriale siamo decisamente importante e la nostra forza va anche oltre il semplice esercizio dei servizi pubblici. Un momento di confronto importante sul tema specifico della regolazione indipendente e territoriale, sia quella attuale idrica che quella prospettica nei rifiuti. Siamo qui per ribadire la forza di una realtà economica legata ai servizi pubblici che non è più un'economia di tipo accessorio o di sussistenza come negli anni 90. Oggi le aziende pubbliche, le utility, rappresentano un'economia abilitante che può contribuire in maniera consistente allo sviluppo economico-sociale dei nostri territori.